Buongiorno a tutti ragazzi, adesso parliamo dell'uragano Dorian. In effetti ha del clamoroso, in effetti l'uragano Dorian era stato, diciamo, era stato declassato più o meno alla seconda. Improvvisamente ragazzi sta prendendo forza, quindi sta aumentando ancora la sua forza. Ora è a categoria 3 e si teme che possa arrivare di nuovo a 4, se non addirittura a 5. Quindi, come potete ben vedere ragazzi, davvero un caos climatico che non si capisce più davvero nulla. In effetti si appresta a colpire adesso le coste sudorientali degli Stati Uniti, quindi la Georgia e sud-ovest della Virginia. Diciamo che potrebbe mantenere questa sua forte intensità per circa 12 ore e quindi potrebbe anche aumentare, ragazzi. Non sappiamo, ma secondo alcuni studi dicono, altri dicono di no, comunque è aumentato di una categoria, comunque già sta a 3, quindi potrebbe ancora aumentare. Intanto oltre 1500 persone si sono già messe al riparo, sono scappate in effetti, altre diciamo persone si sono rifugiate in rifugi della Carolina del Sud, diciamo dove le forti raffiche di vento hanno già da ieri sera iniziato a colpire la città di Charleston, quindi continua diciamo la corsa di questo uragano, diciamo questo immenso ciclone. Quindi come potete sapere sembra assurdo, ma come avevo detto ieri che ho detto che era stazionario, in effetti adesso sta prendendo di nuovo forza. Quindi posso dire solo che a causa degli effetti climatici, cambiamenti climatici, non si era mai visto che un uragano, un ciclone, come lo volete chiamare voi, declassasse per poi aumentare di nuovo. Quindi speriamo bene che non aumenti ancora di intensità. Dalla seconda categoria è passata alla terza, speriamo che non salga alla 4, se non alla 5, se no chissà dove andrà a finire questo uragano. Quindi non credo in Europa perché sarebbe quasi assurdo, però non sappiamo dove possa dirigersi, anche perché questo uragano è stato definito instabile, cioè doveva andare da una parte e poi si è ritrovato da un'altra parte, cioè nemmeno gli scienziati e quelli che studiano questi fenomeni sapevano la vera direzione, quindi diciamo è stata un po' tutta a sorpresa ragazzi, quindi in caso di ulteriori aggiornamenti ragazzi, qualcosa di nuovo, io faccio l'aggiornamento. Siccome in questi giorni non c'era nulla di particolare che non avevo già detto, non ho fatto più un aggiornamento perché stava declassando, quindi stava perdendo di potenza. Pensavo che finiva qua, invece stamattina apro e vedo che è salito di categoria e pare che vuole ancora aumentare, quindi posso presupporre che questo sia dovuto ai cambiamenti climatici, quindi ha incontrato sulla sua strada un'altra forza che lo sta facendo riprendere. Quindi speriamo bene ragazzi che finisca questa sua corsa e finiamola qua, se no questo chissà dove arriva. Questo è capace di arrivare in Europa se prende questa piega. Se per puro caso questo dovesse aumentare a categoria 5, poi ci sta solo dopo, quindi passata la Scozia, la Nuova Scozia, sì, in effetti ci sta solo mare. E quindi questo se sta a mare prende potenza, quindi non la, lui la perde solo in terraferma, che è vero che fa casino, però perde forza. Se invece cammina sull'acqua, dove incontra acqua calda, correnti e tutto il resto, aria fredda, aria calda, continua ad alimentarsi, quindi non finisce. Quindi è meglio che finisca e se ne vada un pochino. Già ha fatto abbastanza danni, vittime come ben sapete, quindi non ve lo devo dire io. Ha fatto un caos alle Bahamas, ma un po' dappertutto, quindi
speriamo che Dorian la smetta un pochino. Vi auguro buona giornata ragazzi e come sempre ci sentiamo al prossimo video, prossima notizia. Ciao a tutti.